Queste le note dell'ultimo viaggio di Giacomo Del Fiacco, arrivato allo stadio comunale di Nove tra gli applausi degli spalti delle quasi 1000 persone, oggi qui, per dare un ultimo saluto ad un compagno di squadra, ad un amico, ma anche a un fratello e un figlio. Tante le lacrime per la morte improvvisa di Giacomo, o Mini, come lo chiamavano loro, gli amici di una vita. Piangiamo questa partenza, la cui drammaticità ci lascia sgomenti, atterriti, sconfitti. La vita in Giacomo pulsava a 1000, ce lo ricordiamo tutti, incontenibile, inarrestabile, prepotentemente vivo. Troppo vivo per pensare che la vita abbia smesso di fluire in lui. Uno stadio questo dove tutto ebbe inizio. Da qui Giacomo tirava i suoi primi calci al pallone, da questi spalti iniziava ad amare il calcio, da quel campo le sue prime vittorie sconfitte. Ed è da qui che oggi saluta per l'ultima volta i suoi tifosi. Buon viaggio Giacomo!